Un incarico sicuramente di grande responsabilità che andrò a svolgere assieme ai segretari provinciali e a tutto lo staff della segreteria regionale. L'obiettivo è continuare con il buon governo della regione del Veneto, ma soprattutto come partito abbiamo l'obiettivo di ritornare ad essere il primo partito a livello regionale per consolidare la squadra di validi amministratori che fino ad oggi ha guidato la regione del Veneto. Per il Carroccio la corsa a Palazzo Ferrofini per il Consiglio e a Palazzo Balbi per la Presidenza e i posti da assessore è anche una competizione interna al centrodestra, in primis nel confronto con Fratelli d'Italia, che punta a sua volta a confermare il primato di preferenze. Finco dovrà coordinare la composizione delle liste dei candidati leghisti provincia per provincia, che saranno ufficializzati entro un paio di settimane. Già da ora, a un mese e mezzo dal voto, incontri e comizi si succederanno a sprombattuto. Sarà una campagna elettorale corta, perché stiamo parlando di 40 giorni, ma sarà una campagna capillare dove mobiliteremo tutti i nostri militanti, i tantissimi amministratori che abbiamo a livello locale. La Lega ha una tradizione su questa terra, è una tradizione di bravi amministratori, di gente impegnata a risolvere i problemi e quindi l'obiettivo è di continuare in questa direzione. Nel settembre 2020 l'affluenza in Veneto superò il 61%, ma la tendenza generale è un calo della partecipazione al voto. La democrazia è partecipazione, quindi è dovere di ogni cittadino partecipare. Posso capire che a volte i cittadini possono essere scontenti, però stiamo parlando del governatore della regione del Veneto, quindi una figura che dovrà gestire partite importanti nei prossimi anni, a partire dalla sanità, ma a partire anche da tutta la fascia del sociale, non solamente gli anziani, ma anche i giovani che hanno bisogno di prospettive, che hanno bisogno di crearsi un futuro qui in Veneto, perché è una terra ancora importante che sa ancora dare speranze alle nuove generazioni.